sapevo, siamo alla seconda puntata della seconda fase, quindi ritornano in gioco le Pro Loco vincenti. Nella prima parte di questa seconda edizione di Lo sapevo abbiamo anche degli ospiti, ma prima di conoscere le Pro Loco andiamo subito a fare un applauso a uno dei nostri filologici ormai più vecchi. Puoi ben dirlo. Ferruccio Tassin. Più vecchi perché? Perché ormai fate parte della famiglia di Lo sapevo, tu e Claudio, no? Quindi ormai siete le due colonne portanti di questa trasmissione, vi alternate. Quindi Ferruccio sei qua anche per ricordare alcune peculiarità delle due Pro Loco, dei due comuni sì, che... alcune curiosità, diciamo, ecco, sì. ecco. Non si possono fare discorsi approfonditi, no? Bene, bene. Invece gli ospiti di questa sera sono due professionisti, fanno parte, sono insegnanti dell'El Farolito Tango di Rana del Royale, Claudio Marini e Sara Barile. Buonasera, benvenuti. Perché loro sono qui? Perché si esibiranno, dopo vi daremo anche un microfono, e quindi i domandoni, 3 domandoni sono legati alle 3 vostre esibizioni. Poi lo spiegheremo meglio. Invece andiamo subito a chiamare i capitani delle Pro Loco di oggi, Palazzolo dello Stella e Gemona, Rino per Palazzolo ed Erika per Gemona. Eccoli qua. Bentornato Rino. Grazie. Bentornata Erika, eri tu capitano l'altra volta? Certo. Ah, sempre tu? Sempre io. Quindi il capitano non si cambia? Boh, abbiamo vinto, quindi mi sembrava il minimo tornare. Bene. Rino, anche tu? Cioè tu anche l'anno scorso che hai perso sei tornato... Sì, esatto. Perché non si cambia comunque. No, si cambia comunque. Rino rimane sempre lui. Senti, invece ci sono delle new entry nella tua Pro Loco stasera? Sì, qualcuno c'è, abbiamo una persona che se ne intende di cose vecchie di Palazzolo e quindi l'abbiamo recuperata. Un po' una storica, diciamo. Esatto. Ok. Voi siete numerosissimi, però insomma avete i vostri punti di forza. Sì, assolutamente. Sara, la presidente della Pro Loco in primis, che è presente. Siete pronti? Avete studiato tutto su Palazzolo? Certo. Tutto. Hanno studiato loro, poi mi dicono a me. Però ho lasciato il stai lavoro. attenta però. No, ma sempre... Ascolta bene perché le risposte le devi dare solo tu. Boh, mi aspetto allora il meglio da loro. Rino, sei tutto su Gemona? Oggi non ho avuto tempo perché vabbè. ho cercato di fare il numero perché erano 4-5 influenzati. Ok, quindi la signora studia, durante la pubblicità studierà tutto su Gemona. Bene, accomodatevi che partiamo col gioco. Però naturalmente per chi ha perso nella prima fase c'è ancora la possibilità del ripescaggio. Non so se Pier in regia ha pronta anche la paginata del Friuli, del settimanale del Friuli, dove appunto ci sono tutte le foto delle Pro Loco che hanno perso nella prima fase e che quindi possono essere ripescate sia attraverso la pagina Facebook di Lo Sapevo con i vostri like e sia attraverso il settimanale del Friuli. Ogni settimana, ogni venerdì trovate queste pagine e avete la possibilità attraverso il coupon di premiare quindi la vostra Pro Loco. Date 20, la vostra Pro Loco preferita, e date 20 punti in palio, oltre ai like della pagina Lo Sapevo e i like anche del sito internet ilfriuli.it. Ma partiamo subito con il gioco, siete pronti voi? Pronti. Fatevi un applauso di incoraggiamento per partire al meglio. E andiamo a conoscere il primo argomento. Rino, pronto con la pulsantiera? Territorio. Andiamo a Tricesimo. In che anno fu costruita nel Duomo un'elegante porta rinascimentale opera di Bernardino da Bissone? Vediamo le 4 possibilità. 1505, 1205, 1305, 1405. Gemona prova A ed è giusta, bravi! 7 punti. Avete pensato un po' però, chi è che la sapeva? Il vostro... Qualcuno. L'importante è che qualcuno ecco, bravi. Rino, tu niente, non passi mai per Tricesimo. Era impossibile. Impossibile per te. Allora vediamo il prossimo argomento se sarà più facile per te, Rino, vediamo.
gastronomia. Quali tra questi che vedete adesso, tra poco, non è un ingrediente dei charsons? Origano, ricotta, patate, cacao amaro. A, B, C o D? Bravo! Oh, Rino li mangia ogni giorno e li prepara. Li ho mangiati qualche volta adesso in carne. Bene, allora fatevi un applauso almeno, dai, primi punti, 9 punti. Me lo devi dire. Ma col microfono, signora. Dia il microfono alla Sara, che mi pare quella più carica. L'origano lei non l'ha mai messo nei charsons? No, Non ci sta. perché l'origano in carne non c'è. Bravo. Adesso si conosce con la pizza, ma a quei tempi, quando sono nati. Bene, allora andiamo a conoscere il prossimo argomento. Voi invece charsons niente. Sport. E qua, Rino, potresti avere un ottimo consulente in squadra. 15 secondi, 10 punti per dirmi quanto è finita la partita inaugurale della Dacia Arena. 0-4 Udinese-Juventus, 1-5 Udinese-Juventus, 2-2 Udinese-Milan, 3-1 Udinese-Atalanta. Gemona dice A ed è esatta. Rino, niente da fare, eh? No, lo sapevo dietro, ma gli ho detto dimmi A, B, C ma o D. non litigate però, ragazzi, no, perché se iniziamo a litigare guai. No, assolutamente. Gemona invece lo sapeva? Certo. Sì. Lei lo sapeva? Sei andata a vedere la partita? No. Va bene. Prossimo argomento, vediamo. Cultura generale, 15 secondi, 10 punti per dirmi a quale invenzione è abbinato il nome dello spilimberghese Gian Antonio Santorini. Pressa idraulica, macchina per la trattura industriale della seta, squadratrice a controllo numerico, mulino, miscelatore. Ancora 6 secondi, 5, 4, 3... Gemona prova D ed è sbagliata, meno 2 punti per Gemona. Palazzolo ci prova con la B e ottiene 5 punti, bravi. Rino ha capito che è meglio aspettare, Prossimo argomento. 14 punti Palazzolo, 12 Gemona. Musica! 30 secondi, ascoltiamo questo brano e mi dovete dire il titolo. Vediamo. Anzi, ascoltiamo. Gemona prova C ed è giusto, un senso Vasco Rossi. Bravi. 22 punti Gemona. Era B, però sono stati più veloci a Gemona. Niente da fare, Rino. Vabbè, dai, hai la possibilità di riprenderti. Sì. 22 punti Gemona, 14 Palazzolo dello Stella. Allora, Ferruccio, intanto io chiederei un gelato a voi, un microfono gelato, che è qui. Scusate se mi sposto dall'inquadratura, per dare a voi il microfono. Intanto io mi sposto da Ferruccio perché Ferruccio voleva dirci, ma possiamo dire una peculiarità, anzi una curiosità di Palazzolo che è in svantaggio? Sì, di Palazzolo si può dire prima di tutto che è nominato già nel 762 in una donazione del periodo longobardo, mentre la Pieve, pur essendo molto antica, è nominata più in qua, nel 1240, la Pieve di Santo Stefano, vero? La Pieve di Santo Stefano, c'è ancora la chiesa di Santo Stefano, ma c'erano chiese ancora più antiche. Comunque sì, anche quello risale ai Longobardi. Ecco, si riferisce a una donazione dell'abbazia di Sesto nel 762. Comunque all'alba dell'età moderna i Savognans, sempre in rapporto con questa Pieve, la Pieve era la chiesa matrice, la chiesa originaria, no? Quella che dava l'origine alle altre chiese che erano le filiali, avevano un 12 paesi, anche più forse, prima. E questi i Savognans volevano un nuovo prete, ma un prete
che stesse con loro perché dice ut decet nobiles, come era decoroso per i nobili, era una faccenda di prestigio, però come succedeva spesso loro decidevano, loro avevano in godimento il prete, però lo pagava Pantalon che doveva pagare il quartese. Ecco. Bene, facciamo un applauso a Ferruccio perché è sempre preciso su tutto. Claudio e Sara, intanto complimenti per l'eleganza, soprattutto tu che sei bellissima, grazie. Davvero. È bella, è vero che è bella? Tutti sì, così. Allora, ricordiamo intanto che voi, Arianna del Royale e il Farolito, organizzate diversi corsi, diverse serate. Non diamo delle indicazioni ai nostri telespettatori perché noi questa sera vogliamo far vedere 3 tipologie diverse di ballo e i nostri telespettatori da casa devono capire di cosa si tratta. Questo è il domandone in sostanza, vero Claudio? Esatto, saranno 3 balli delle danze argentine. Delle danze argentine. Partiamo con la prima, vi posizionate, poi magari diremo qualcosa in più se a casa non riescono a comprendere. Cosa dici Claudio? Va bene. Sì. Okay, ma penso che non ci saranno grossi dubbi, sul primo brano soprattutto. Vediamo, tengo io il microfono e si esibiscono Claudio Marinic e Sara Barile. Prego. Bravi! Rino, sapresti ballare così con la Sara? Per me è impossibile. No. Però col tango, ma il classico che si balla in Friuli, quello figurato così, impossibile. Per Rino è impossibile, ma secondo me con Sara ci riusciresti dopo un paio di lezioni. Facciamo un po' di prove, sì. Facciamo un po', vedi che hai detto, facciamo un po' di prove adesso. Allora mi dicono, almeno Joy mi diceva che c'era già una telefonata mentre voi vi esibivate, quindi vediamo chi c'è. Pronto? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Tenete pure il microfono così. Con chi parliamo? Buonasera. Sono Monia. Monia da dove? Da Palazzolo dello Stella. Da Palazzolo. Alla Palazzolo hanno preso subito la linea stasera, eh? La moglie. Che la moglie di chi? Ah, c'è la moglie di qualcuno qui in studio? No, loro si dissociano, non è la moglie di... Va bene. No, la moglie... Allora, Monia, non importa. Allora, segretario. va bene, Rino non sta a dire cose che magari... No. È Monia da Palazzolo. Monia. Ci sente? Perché noi sentiamo... Sì, sono in linea. È in linea.
Sa dirci allora di che esibizione si tratta, la tipologia di ballo? Può essere tango argentino? Esatto. Esatto, il primo era il più facile, complimenti. Rino, però non cantar vittoria. Perché Monia è da Palazzolo, però adesso vediamo se questi 10 punti li vuole regalare davvero a Palazzolo. Dai, sì, li regaliamo a Palazzolo. Sì. Va bene, però non c'è neanche un applauso per Monia. Grazie per aver chiamato, quindi 10 punti a Palazzolo. Grazie. Voleva salutare qualcuno? No, ha messo giù. Non è la moglie di nessuno, allora. Bene, allora, grazie per questa prima esibizione, poi magari daremo dei suggerimenti per le prossime, ma Certo. mi pare che a casa riescono già, sono bravi. Bene, andiamo in pubblicità con l'applauso delle Proloco, poi ritorneremo in diretta, lo sapevo. Eccoci di nuovo assieme, in diretta lo sapevo, Palazzolo e Gemona in sfida e adesso vediamo qual è la situazione, 24 punti Palazzolo grazie ai 10 conquistati prima attraverso il domandone con Monia che ha chiamato Rino ed è contentissimo, Gemona 22, quindi siamo lì Rino. E ci sono ancora tanti quiz e 2 domandoni. E il friulano? Sarà dura. Sarà dura, dici? Sarà dura. Vediamo, invece andiamo a scoprire il prossimo argomento. Territorio, andiamo a Moggio Udinese. 15 secondi, 10 punti per dirmi chi ha assunto il titolo di Marchesi di San Gallo. Signori di Moggio Udinese, i Prampero, i Mangili Leoni, i Cacellino, i Porcia. Gemona Liceade, sbagliato, meno 4 punti. Rimane Bici o di Rino? Non lo sappiamo. 3, 2, 1. Erano i Mangili Leone. Beh, hai anche la possibilità di non rispondere Sì, dal sì, momento sì, che loro sì. perdono. Questa può essere non un'altra tua tattica, Rino. Vediamo il prossimo argomento. Gemona 18, 24 punti Palazzolo. Cultura generale. Da dove veniva la famiglia di Pellegrino da San Daniele, celebre pittore del Rinascimento? Sicilia, Croazia, Grecia, Ungheria. Gemona dice B. Giusto, 8 punti. Bravi. Recuperiamo. Recuperate. Prossimo argomento, vediamo se questa la sapete però. Sport. Ed ora esce la foto di un bel ragazzo. Vogliamo sapere quanti gol in Serie A questo ragazzo ha segnato con la maglia bianconera. Fabio Quagliarella. 29, 38, 10 e 25. No, non è 38. A, C o D? Due, 1. Erano 25 i gol. Rino, ma hai un esperto della tua squadra e non ne approfitti? Io me lo sentivo a 25, ma... No, adesso la questo tattica è non rispondere e fare in modo che Gemona le sbagli tutte. Questa è la tattica di Rino. È una buona tattica. 24 Palazzolo, 22 Gemona. Andiamo a conoscere il prossimo argomento. Enogastronomia. Quali tra questi ingredienti non è presente nella gubana tradizionale delle valli? Arachidi, pangrattato, farina, burro. Bravi, arachidi. Io pensavo al pangrattato. Questo era l'inganno, invece c'è il pangrattato, vedi?
Insieme Sara, mi dica signora, col microfono però. Alla cioccolata dentro il cacao. Giusto. Lei sa fare la cubana? No, la so mangiare. Col microfono. La so mangiare. Brava Sara, prossimo argomento. 31 punti Gemona, 24 Palazzolo. Musica, brano all'ascolto, 30 secondi, mi dite il titolo. Bravi a Gemona, è poetica. C'era una ragazza qui a Gemona che continuava a dire bi 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 bi, chi era? Lei? Brava. Dalle prime note hai capito che era poetica. La sai anche cantare? No. Bene, allora 41 punti Gemona, Palazzolo 24. Ferruccio, tiriamo su un po' Palazzolo spiegando, dando qualche indicazione, qualche curiosità su Gemona, così Sì, tanto studiano. Beh, Gemona, il nome è preromano, parebbe derivare dalla sua posizione, cioè che sta in alto su un'altura tondeggiante, anche se su un conoide di direzione, per questo è stata battuta forte dal terremoto. Ecco, per concessione dei patriarchi... Hai visto come ti dice le cose? Per concessione dei patriarchi di Aquileia Faccio punti. aveva il diritto di niederleg, che deriva dal verbo niederlegen, cioè porre in basso, scaricare. Dovevano scaricare i mercanti che venivano dal nord per una notte, dovevano scaricare entro le mura e quindi erano costretti a dare ricchezza lì e pagare il tributo. E nel 1363 i gemonesi, che vedono calare i traffici per la concorrenza di Venzone, non vedono di meglio che scavare un fossato e quindi bloccare le merci che venivano dal nord. Ma il patriarca li colpì con l'interdetto. Interdetto voleva dire, era come la peste dal punto di vista spirituale, perché voleva dire vietare l'amministrazione, chiudere le chiese, vietare l'amministrazione dei sacramenti. Quindi era la morte religiosa, che era anche la morte civile a quel tempo, no? Ecco, e poi li obbligò a colmarli. Però bisogna dire che anche i venzonesi, e ancora prima avevano fatto altrettanto, bloccando i traffici, ecco. Erano buoni polastri tutti e due. Sara, vuole intervenire? No. Perché? No, ha detto tutto lui. Ha detto tutto, non ha nulla da aggiungere. No, Però mi pare volevo che... dire che la diatriba tra i due paesi è durata per molti anni. Ma lei è di Palazzolo o di Gemona, mi scusi? Io conosco bene Gemona perché ha vissuto là? Non ho vissuto, ma passavo molto spesso, andavo a fare le spese, eccetera. Ah, Gemona. Quindi lei dovrebbe sapere... Venendo dalla Carnia. Quindi lei su Gemona dovrebbe sapere un po' sì, tutto. ma se mi fate la musica moderna proprio non so un H. No, ma non si preoccupi, perché dopo io le farò 2 domande su Gemona. Quindi se lei ha studiato tutto su Gemona... Non ho studiato niente. Va bene. Intanto... Me l'hanno detto quando sono venuta. Rino, ma cosa fai queste cose? Rino? No, so qualcosa, orecchieggio, ma insomma... Sono preparati anche Claudio e Sara per la seconda esibizione, quindi attenzione a casa, dovete capire anche questa volta qual è il ballo. In diretta qui con Sara e Claudio.
Farolito Tango di Reana del Royale. E c'è già una telefonata. Adesso tu bravissimo, mi arriva il ragazzo poi mi porta in diretta il microfono. Pronto? Con chi parliamo? Buonasera, con Viviana da Buia. Viviana? Sì? Bene Viviana. Lei ha visto bene l'esibizione a casa? Sì, la sto guardando benissimo. E lei sa dirci che ballo è? Ma, se non sbaglio, dovrebbe essere un tango vals. Esatto, la signora è molto preparata. Brava! Allora, che differenza c'è tra il tango e il tango vals? Cioè dalla prima esibizione a questa, c'è una differenza? Sì, il tempo musicale, il tango vals è un ballo a tre quarti, come il nostro valzer viennese o il valzer brillante, nella versione chiaramente argentina. Certo. Allora, Viviana, giusto? Lei è di Buia? Sì? Ecco, a chi vuole regalare questi 10 punti? A Gemona. A Gemona. Complimenti, insomma Gemona sono contenti perché finalmente ha chiamato anche per voi stasera. Siamo pronti per la terza esibizione più tardi, poi se tu ti vuoi cambiare, anche se sei bellissima così, ma decidi poi in pubblicità se vuoi. Bene, allora un applauso a loro, anche ai nostri telespettatori e tra poco ritorneremo in diretta, lo sapevo. Pubblicità. Guardate Rino, che bel primo piano che ti hanno fatto. Eccolo qua. Per par condicio andiamo anche a Gemone, facciamo il primo piano anche ad Erika. Vediamo se ci siamo. Eccola qua, facciamo un applauso anche a lei. In vantaggio Gemona, 51 punti, 24 Palazzolo. Rino, nel friulano non puoi sbagliare. Sperin? Hai Sara che ha fatto parte della filologica o sbaglio? Ma dato il microfono a Sara, io voglio che Sara tenga il microfono. E io l'ho sbolognato via. Lei l'ha sbolognato ma io glielo rimetto lì, perché è quella che potrebbe darti più aiuti in questo momento. Ok, io mi giro con l'orecchia buona. Sì, qual è l'orecchia buona? Questa qua. Ok. Qua. Sì. Allora, la 1 o la 2? Due. Due? Differente. Sicuro? Sì. Allora, sai che adesso c'è la versione dall'italiano al friulano, sì. dal friulano all'italiano. Tu preferiresti? Italiano o friulano? Cioè, io ti devo dare la parola in italiano, tu in friulano? Sì. Ed è così, hai scelto giusto, hai scelto bene. Io ti dirò 10 parole in italiano e tu me la devi dare in friulano. 1 minuto di tempo, se sbagli si torna indietro. Ok. Vai col tempo, Pier. Fratello. Fradi. Frastuono. C'è dal diavolo. C'è dal diavolo. Ciao dal diavolo. Fratello. Fradi. Frastuono. Casin. Fratello. Fratello. Fradi. Frastuono. Fracassine. Fratello. Diavolo neri. Fradi. Frastuono. Fratello. Bene, non si suede. Fradi. Non si smuove. Frastuono, hai 3 possibilità, frastuono. Fracassine o... Buttati, prova, hai ancora 11 secondi. Dai. Modo di dire, c'è dal diavolo. 4, 3, 2, 1. Bloccato sul nascere. Allora, fratello giusto Fradi, frastuono è fracas, sdramas o da voi? Da voi alle Chiarniel. Sì, ma comunque Sono tre modi di dire, italiano. 3 tipologie. Poi c'era tuono, ton, fulmine, saette o fulmin, marcia o folk, marcia, marce o marce. Poi c'era marcio, fright, scivolare, sbrissà, buccia, scuse, fiammifero, Fulminante. ecco. E poi, questa era la più difficile, almeno secondo me, schiumarola.
Sbruma. Tiarcesbuse. Brava, brava, Sara lo sapeva. Ciasse sbuso o ciasse forade? O ciasse forade? Oggi il fracassine No, è frastuono e fracasso sdramasso da voi, quindi solo... Fracassina le plui che no. fracassina qualche un si sfracassa o anche si sfracassa. Se il filologico dice così è così, eh. Quindi No, un no, punto no, Palazzolo, un punto sul friulano. Sono solo figlio di Dio, non zio di Dio. sempre pieno. Allora, voi come siete con il friulano? Bene. Quindi in questo caso sarò io a dirvi 10 parole in friulano e voi in italiano. Va bene, ci proviamo. Ok. 1 minuto di tempo, vai Pier. Corriere, Corriera, controllor, controllore, contator, contatore, lavador, lavatoio, seglar, lavandino, cenglar, corriere, corriere, controllor, controllore, contator, contatore, lavador, lavandino seglar, e seglar, lavandino, cenglar, centina, corriere, corriere, controllor, controllore, contator, contatore, lavador, lavatoio, seglar, lavandino, cenglar, cinghia, corriere, corriere, controllor, controllore, contator, contatore, lavador, lavatoio, seglar, lavandino, stop con il tempo. Allora, cenglar è Cinghiale. cinghiale. Miar, poi avevo, che è migliaio, mes, che è il mese, tames, che è il setaccio crivello, Sì. e cali, che era il Da me è il caglio. setaccio, non è il crivello. Taglio. Quindi voi siete riusciti fino a Crivello, seglar e quindi 5 punti. Non male, dai. bene, bene, non ci Bene. lamentiamo. Bene. Allora, tra poco vediamo la situazione del punteggio, mi sposto qua intanto, e ricordiamo, Rino, un po' delle vostre iniziative, della Proloco. Facciamo vedere anche un po' di foto che ci avete inviato. Sì, Sta facendo mente locale, no, Rino. d'accordo, perché mi hai preso all'improvviso. Ti ho preso l'improvviso, vado a alla Gemona sprovvista. prima? No. Facciamo vedere allora dalla Inizieremo regia, ecco. come No, grosse sono queste? iniziative. Sono queste? No, questo è Pier, Pozzuolo, queste è sono Pozzuolo. di Pozzuolo, non di Palazzolo. Anche il regista in regia, diamo un applauso a Pierangelo Buttazzoni e a Modotto che è in regia. Allora, vediamo se troviamo le foto di Palazzolo dello Stella, non Pozzuolo, anche se naturalmente salutiamo la Proloco di Pozzuolo che è stata nostra ospite. Palazzolo dello Stella, ecco qua. Ecco, qui si riferisce Dovrebbe esserci anche il alla- sindaco, è d'Altiglia quello? Sì, esatto, Ah, ecco. brava. Lo facciamo nel mese di giugno, una pedalata a piedi e in bici a Spas con Razzuta. Andiamo tra i boschi fino alla laguna di Marano, andiamo a trovare la bilancia del Beppi. Ah sì. Questa è Fisanone Osteria. Abbiamo un pullman e abbiamo un gruppo itinerante che gira in tutti i bar. Questo è durante Palazzolo in Fieste, rievocazione storica per le vie del paese. Questa è la corsa degli asini che è giunta alla 10ª edizione quest'anno E che fate anche a Palazzolo? e facciamo anche Palazzolo, sì, è un po' copiata ma questo qua è il nuovo capannone che si è messo a disposizione il comune di Palazzolo e contiene 1 migliaio di persone, l'abbiamo inaugurato a settembre durante Palazzolo in Fieste. Bene, naturalmente salutiamo il sindaco d'Altiglia che è sempre presente allora anche nelle vostre iniziative. Sì, esatto. Bene, a Gemona partiamo con le iniziative più significative, o almeno quella che io preferisco. Tempo sei giù, vedi che mi conosci? Sì. Parla per le iniziative della Proloco. Gabriele. Esatto. E quindi partiamo con questi bei fuochi d'artificio Esatto. in foto che ci avete inviato. Il primo weekend di agosto si tiene il Tempus Secundum, che è la nostra rievocazione medievale, e qui tra di noi c'è parte del comitato che lo organizza, diciamo la parte più giovane.
ed è una rievocazione appunto che riscopre un po' la vita di Gemona nel 1300. E poi qui abbiamo delle foto invece della festa del formaggio che si tiene a novembre, sempre organizzata da noi Pro Loco assieme col comune, con le borgate e con altre realtà del territorio. Queste sono le monete invece che utilizziamo durante la festa medievale, che è una particolarità della nostra festa. Questo è il palio che viene dato alla borgata che vince il palio del Niederlech, che prima il signore citava, il Niederlech, appunto questa tassa, e noi facciamo questo palio che si ispira un po' appunto a questa tassa. A inizio anno invece, un mese fa, abbiamo fatto la messa del Tallero, classica È all'Epifania. l'unica iniziativa che ancora non ho seguito a Gemona, il resto ho visto tutto. Bene, allora ti aspettiamo. Questo è il nostro gruppo storico che fa delle danze medievali all'interno di Tempus e anche durante l'Epifania del Tallero. Tu vai avanti, anche se le foto Sì, si sì, fermano. ok. Poi le altre iniziative che Poi partecipiamo volevi a ricordare? Sapori Pro Loco a maggio e a settembre Friuli Doc. Questa è la cartolina di quest'anno invece di Tempus, che appunto Quindi si tiene dal 2 al 6 6 agosto agosto. Esatto, dal giovedì al lunedì. Bene. Abbiamo ospiti tantissimi gruppi che arrivano un po' da tutta Italia. Ecco. E questa? Questo è un gufo, abbiamo anche i rapaci all'interno della festa medievale. Bene, quindi insomma avete tante cose voi, tante iniziative che noi anche seguiamo nelle nostre dirette, insomma ci fa piacere. Sara, volevi aggiungere altro? Tu la Presidente della Pro Loco che è sempre Allora, volevo molto dire attiva. che quest'anno, la settimana prima di Tempus, faremo una serata, la stiamo ancora organizzando, con il circolo fotografico di Gemona. Alzati Sara perché mi inquadrano sempre Non mi me vedono. e io non riesco a fare Con il labiale. col circolo fotografico di Gemona, che organizza ogni 2 anni Gemona Immagina, quindi un festival della multivisione, e quest'anno faremo una cosa mista, medioevo e multivisione, quindi già la settimana prima cominceremo a fare Tempus. Poi faremo anche delle iniziative durante l'anno per i bambini, faremo un mini Tempus tipo in maggio per coinvolgere le famiglie di Gemona. Bene, bravi. Sono bravi, Rino, a Gemona. Anche loro sono... Rino, adesso tu hai visto un po' di foto di Gemona, hai ascoltato anche quello che ha detto Ferruccio, hai Sara che è spesso a Gemona, quindi che era, dico, comunque dovrebbe conoscere Gemona. Ti faccio 2 domande su Gemona. Quanto è alta la statua di San Cristoforo, protettore dei viandanti, della facciata del Duomo di Gemona? Forse neanche a Gemona lo sanno. L'abbiamo studiato. In metri o anche in centimetri? No, bastano i metri, adesso non è che siamo precisi. Metri? 3 facciamo. Facciamo 3. E invece? 7. Risposta sbagliata. A che anno risale il primo registro battesimale, il più antico d'Europa, custodito all'interno del Museo della Pieve e Tesoro del Duomo? 1500 qualcosa? Ma proprio l'anno esatto? L'anno esatto, non è che possiamo spararle, Cioè, Rino, è esatto o no? 1238. 1379. Mi sembrava. Non hanno studiato. Allora, vediamo se loro hanno studiato su Palazzolo. Loro. Vogliamo sapere il nome e il cognome di un presidente della regione nato a Palazzolo. Biasutti. Adriano Biasutti. Giusto? Sì, i nostri sono facili. Volevano dei centimetri. Io lo ricordo con molto affetto perché ci era molto vicino e io ero molto vicino a lui. Bene. Ma molto. Il nome del più vecchio ritrovamento umano in Friuli rinvenuto a Palazzolo, risalente a più di 6.000 anni fa? Sì.
No, non ho capito. Piancada. Sito neolitico di Piancada. Il nome del più vecchio, del vecchio ritrovamento. Il nome. Manca una parte, quindi non posso darla buona. Rino. È rinvenuta a Piancada, ma che avete cos'è? già fatto, ma era la bambina di Piancada. Vabbè, Perché 5 era punti una comunque li avete bambina conquistati. 5 punti li avete conquistati. Dopo la mummia del Similau, nell'Alta Italia è la nostra. Bene, brava Per Sara. importanza. Bravi. Scusi. Vi facciamo un applauso perché comunque qualcosa sapevate. Dai. Gemona, 61 punti, Palazzolo della Stella 25. Troppi. Come troppi? Troppi. Vabbè, Loro. guarda che è ancora un po' di quiz Vabbè. e un domandone. Pubblicità, così Rino studia un po' durante Sì, la pubblicità, tra poco. Un applauso. Nuovo assieme, lo sapevo, ultima parte decisiva, vedete che Rino ormai dice ormai non ce la facciamo più perché troppi punti di distacco, è impossibile. Hai detto troppe volte impossibile oggi perché dovevi crederci un po' di più forse. Ma sono bravi, comunque sono A Gemona correnti, son bravi. E infatti sono così bravi che hanno 94 punti contro i vostri 42 punti. Allora vediamo il prossimo argomento. Le ultime, quindi 5 domande della puntata. Sport. Quale di queste squadre non ha giocato allo Stadio Friuli durante i Mondiali d'Italia 90? Uruguay, Inghilterra, Spagna, Belgio. Palazzolo dice B e dice giusto. Bravi. L'ultimo mondiale 90. 52 punti, bene. Le ho viste tutte queste, le ho viste tutte. Le hai viste tutte? Tutte. Ah, vedi che. Quindi qua non potevi sbagliare. Prossimo argomento. Territorio. Guardate bene la foto e mi dovete dire qual è il luogo nella foto. San Vito, Gorizia, Venzone, Palmanova. 9 punti, era San Vito il tagliamento. Rino, cosa succede? Ieri sono andato a San Vito e l'avevo visto, ma Tu ieri sei andato a San Vito quale? Al tagliamento o al torre? al tagliamento. Al tagliamento? Sì. Sì, San Vito di Fagagna. Quindi non avevi visto bene questa piazza, la loggia da comunale? Sì. Però non l'hai... con le luci così mi sembrava... Vabbè. Devi andare di notte, la prossima volta vai di notte. Alla prossima di notte. 103 punti Gemona e Palazzolo mi sfugge, mi è sfuggito, poi lo dirò 52. allora. Prossimo argomento. Musica! Brano in ascolto, 30 secondi, vediamo chi è. Baglioni. Avrai Questa era la più facile. Questa era la più facile perché il titolo lo dava lui. Gemona ha detto bene, avrai. Prossimo argomento. Ultime 2 domande. Sport. Quanti azzurri della nostra regione parteciperanno alle Olimpiadi invernali 2018? 7, 9, 10, 8? No. D. Rimane A, B o D? Ah. No, perché B, 9. Non vediamo, non fate... volevo dire alla regia di non farmi vedere, però andiamo a vedere invece il prossimo argomento, l'ultima domanda, però insomma è chiaro ormai. Avete 20 punti, 20 secondi per dirmi la montagna solitaria, fammi vedere Pier. La montagna solitaria nell'universo fantastico del romanzo di
Tolkien si trova? ...17 punti per Palazzolo, nella terra di mezzo. Allora, Rino e Erika si posizionano qua vicino a me. Troppo tardi. Come? Il recupero è troppo tardi. Non stai a cadermi qua in diretta. Siamo stati adesso. tardivi. Rino. Dalla prossima puntata cercheremo di oscurare il punteggio nell'ultimo blocco, così nessuno sa qual è la situazione. Adesso vediamo invece chi è il vincitore di questa puntata, chi affronterà Fogliano Re di Puglia. Guarda l'aria. ...66 punti Palazzolo, Gemona 109, quarti di finale, bravi! Affronterete Fogliano Re di Puglia ad aprile, poi vi dirò precisamente la data e ritornerete, quindi quest'anno in questa edizione siete i protagonisti. Fantastico. Bravi! Rino, studie che prossime volte. Prossima volta, Prossimi anni. Grazie a Rino, grazie a Sara, a tutta la Proloco di Palazzolo. Verremo sicuramente a seguire una delle vostre iniziative quest'estate o a settembre. Anche la Costa degli Asini, perché sono curiosa di vedere come è organizzata. Un po' più in piccolo di quella di Fagagna, ma comunque 1 migliaio di persone l'abbiamo. Ma dove? Dove la fate precisamente? Vicino al fiume Stella abbiamo il Mussodromo. Il Mussodromo? Sì, sì. È una terra un po' che è incolta, ma comunque è adiacente al fiume Stella, vicino al paese, vicino a Sant'Antonio che sei stata, sai? Sì. Terreno lì adiacente, vicino al fiume. Bene, verrò a trovarvi allora. Complimenti a Palazzolo dello Stella, verrete sicuramente alla prossima edizione e vi seguiremo in qualche vostra Comunque, iniziativa. Complimenti, ecco, complimenti, bravi. bravi. Grazie a Rino, Proloco di Palazzolo, Gemona ritorna, grazie Sara, Erika e tutti i componenti della vostra squadra che ritornerà sicuramente. Grazie a Ferruccio Tassin, un applauso a Ferruccio. Gioia e Gusti qui in studio con me, ringrazio anche Claudio Marinic e Sara Barile del Farelito Tango di Rande Royale, grazie mille per essere stati in nostra compagnia. La regia per Angelo Buttazzoni assieme a... chi c'è? Modotto, Davide Modotto. Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata speciale dello Sapevo, la prossima. Buona serata.